Ciao, oggi siamo in un posto molto particolare. Qui vicino a me c'è Sara, lei fa parte dell'associazione Treviso Sotterranea. L'associazione Treviso Sotterranea è un'associazione che in realtà è nata ufficialmente nel 2014, però in realtà è frutto di più di 30 anni di lavoro da parte di alcuni nostri soci, che già negli anni 80-90 avevano iniziato ad esplorare gli ambienti ipogei di Treviso, insieme a Garatti e Fantin, che erano due studiosi trevigiani. Nel 2014, quando mi sono unita anch'io agli altri 3 soci fondatori, abbiamo deciso di creare ufficialmente l'associazione per avere un rapporto migliore col comune e poter fare una convenzione che ci permettesse di aprire ai visitatori alcune aree. Questa è una zona che noi apriamo alle visite guidate, però ci sono anche altre aree, insomma, lungo tutta la cortina muraria, e pian piano cerchiamo di fare un lavoro di studio, ricerca, monitoraggio, pulizia, e cerchiamo anche di ampliare sempre di più i percorsi visitabili dai visitatori. L'associazione è fatta sia di amanti della storia della città, ma anche di professionisti. Io sono archeologa, per esempio, ci sono architetti, ci sono speleologi, tutte persone che mettono la propria professionalità a disposizione dell'associazione per scoprire e tutelare sempre di più gli ambienti ipogei e le mura della città. Poi tra le altre cose, se non sbaglio, da poco avete ricevuto un altro ambiente da far visionare, o sbaglio? Esatto. Secondo me è molto importante, o no? Siamo molto soddisfatti e contenti perché lo scorso weekend abbiamo inaugurato finalmente, dopo un po' di anni, devo dire, l'apertura di una nuova sala, che è la Sala d'Armi, sopra Porta San Tommaso. Era proprio la stanza del sottotetto, che è una stanza bellissima, con un soffitto fatto a chiglia di nave rovesciata, tutto in travi in legno, è veramente molto bello, e abbiamo allestito una piccola mostra che parla appunto dell'unicità di Porta San Tommaso, e quindi stiamo lavorando per rendere fruibili sempre più ambienti e per far apprezzare ai cittadini, anche alle persone da fuori, la bellezza della nostra città. E questa sera faremo un'indagine in questo bellissimo posto e grazie a lei, grazie da tutto il gruppo, che dietro le telecamere c'è la Sabina, la Chiara ed Alessandro, ci spiegherà la storia di come sono nate queste mura di Treviso. Allora, le mura della città di Treviso, queste che vedete intorno a me, sono le mura cinquecentesche, che sono state costruite proprio all'inizio del Cinquecento, quando Treviso era in un periodo di grandissima difficoltà. Infatti la Lega di Cambrai aveva attaccato la Repubblica di Venezia e Treviso faceva appunto parte di questa Repubblica. All'inizio del Cinquecento viene mandato qui un frate, Fra Giovanni Giocondo da Verona, che era uno dei massimi esperti di ingegneria militare e di idraulica, e progettò queste mura come mura alla moderna, cioè in grado di resistere ai colpi dell'artiglieria. Ed è per quello che queste strutture murarie sono molto basse, molto resistenti, in grado di resistere ai colpi di cannone. Ci spiegavi però una cosa, del frate aveva un maestro, diciamo, si può dire? Allora, Fra Giocondo si pensa che, allora, intanto era un frate sicuramente molto particolare, perché prima di venire a Treviso arrivò qui molto anziano, pensate che probabilmente aveva più di 70 anni, quindi era veramente molto anziano, aveva già lavorato in tutta Europa, aveva costruito lui il ponte di Notre Dame, aveva costruito diverse fortezze per i veneziani lungo tutto il Mediterraneo, come per esempio Corfù, aveva costruito dei castelli in Francia, e dopo essere andato via da Treviso andò a Roma a costruire San Pietro, quindi aiutare a costruire San Pietro, e c'era Raffaello, quindi diciamo che era un personaggio di grande spicco, ed è probabile che sistemando l'acquedotto di Milano abbia conosciuto anche Leonardo da Vinci. Perché facciamo questa ipotesi? Perché è probabile che visto che i due erano contemporaneamente nella stessa città, nello stesso periodo, e entrambi hanno proposto alcune idee simili, molto originali, soprattutto nella costruzione delle porte con le casamatte, e quindi è probabile che si siano conosciuti, o comunque che si siano scambiati idee e informazioni.
Quindi una volta erano le mura della città di Treviso, però nel tempo, non proprio oggi, hanno avuto una trasformazione, giusto questi ambienti. Qui ci troviamo nel bastione di Santa Sofia. Questo bastione era una postazione d'artiglieria, infatti proprio dove siamo adesso c'erano le casamatte e le cannoniere, cioè le postazioni dove i soldati avevano i cannoni per proteggere la città. A metà dell'Ottocento venne fatto un progetto e questo luogo venne trasformato in un macello, nel macello comunale della città. Sopra le nostre teste c'era proprio la struttura del macello, mentre qui sotto c'erano 6 stanze che servivano per la conservazione della carne. Quindi la muratura intorno a me, questa qui è quella ottocentesca, mentre quella che c'è dietro le mie spalle è proprio la cinta muraria rinascimentale. Il macello adesso non c'è più, siamo in mezzo a un rudere, diciamo, perché è stato colpito da una bomba durante la Seconda Guerra Mondiale. La struttura superiore è stata completamente demolita, mentre la parte qui sotto si è conservata in parte e poi l'esploreremo nel corso della nostra serata. Sara ci ha descritto il posto in maniera molto breve perché ci sono molte cose da dire ancora in questi ambienti. Però c'è un particolare, e da lì che poi ci ha incuriosito per chiedere il permesso, e grazie ancora di avercelo concesso. Grazie a voi. C'è un piccolo particolare sull'ultima stanza dove avete trovato una persona, diciamo, un po' strana. Allora, questo luogo era finita la guerra, era completamente ricoperto di macerie, venne svuotato alla fine degli anni 90 e si provò ad aprirlo al pubblico, non si riuscì, quindi venne praticamente dimenticato. C'era un lucchetto che chiudeva questo ambiente, però non era controllato, tanto che a un certo punto dei senza fissa dimora, sicuramente un senza fissa dimora, ha tagliato questo lucchetto e ha deciso di trasformare questi ambienti nella sua abitazione. È stato qui per un periodo e ha lasciato le tracce del suo passaggio. Quando siamo arrivati noi nel 2015, questa persona non viveva più qui all'interno, era stato spostato, però abbiamo trovato tutti i suoi oggetti personali e le tracce che aveva lasciato. Ci sono delle scritte, c'erano tantissimi materiali diversi, raccoglieva qualsiasi cosa trovava, quindi dalle cose per la vita quotidiana, materassi, cibo, biciclette, abbiamo trovato anche tutte epigrafi, disegni, anche appunto mi aveva un po' impressionato che era pieno di disegni di bambini e c'erano anche delle epigrafi anche di bambini. Anche delle bambole, se non ricordo male. C'erano delle bambole, abbiamo trovato degli oggetti come giochi, diciamo che era proprio, raccoglieva un po' tutto quello che trovava sicuramente. Noi abbiamo raccolto tutti questi materiali e li abbiamo buttati via alla fine del 2015 e abbiamo ripulito questi ambienti per aprirli alle visite guidate. E questa sera, a Notte Inoltrata, verremo a fare l'indagine qui, insieme naturalmente a Sara che ci ospita.